Hai tirato ancora le tre a giocare su con quel coso? Non cerchi di capirmi, mi rompi le palle. Sei ancora scappata dalla finestra? Non siete proprio capaci a fare i genitori. Famiglia Coco. Coco. Ma che ci fai qui? Ma ti rendi conto di quello che c'è in casa? Mamma ho 18 anni, vaffanculo. Non ce li hai ancora 18 anni! Cos'è che abbiamo sbagliato secondo te? Niente. Sarebbe bello se tornassero piccoli. Gabriella Pessioni, intanto benvenuta al nostro corner e grazie. Grazie a voi. Partiamo subito ovviamente dalla seconda chance. Ti volevo chiedere la prima emozione quando hai letto la sceneggiatura, il copione, l'ultima stesura, che hai provato e cosa hai pensato? Allora, ho letto il copione della seconda chance quando vivevo ancora a Los Angeles e mi mandarono questa sceneggiatura dicendomi: guarda, so che vivi oltreoceano, però è un film piccolo, ma un film che ha una grande umanità. Alla parola umanità mi si accendono tutte le spie, dico che bello, allora devo leggere assolutamente. E devo dire è un film che mi ha colpito per la grande misura tra dei momenti comici e dei momenti assolutamente commoventi e molto teneri e molto intimi. C'era questo clash di questi due generi che si mischiava con un tema universale. Io sono mamma di un bambino di 9 anni e il tema proprio, la grande domanda se noi genitori davvero sappiamo ascoltare i nostri figli, sappiamo veramente chi sono i nostri figli. Scritto, ti dico, in una maniera molto, molto giovane, mai con della retorica, mai volgarità, però non stereotipato, per cui c'era una scrittura fresca, ecco, una commedia fresca con dei toni caldi e anche un po' di battute scansonate, situation comedy, insomma, che mi divertivano. Però il tema proprio questo punto di vista sul fatto che noi non siamo capaci molto di ascoltarci, credo che sia un tema universale che spazia anche al di là della genitorialità. Siamo proprio in una società un po' sorda, no? E infatti mi hai un po' dato l'assist per quello che ti volevo chiedere, cioè da madre è stato più semplice per te capire Anna, no? Che è il tuo personaggio. Guarda, prima di diventare mamma ho sempre detto ma no, ma uno perché, cioè non è che se sei genitore puoi capire meglio come interpretare un ruolo da genitore, invece devo dire oggi sì, nel senso che essere mamma, dico sempre, come avere una tavolozza di colori per un artista e quando sei mamma te ne capitano altri che non conoscevi prima. Indubbiamente l'essere mamma ti pone in una maniera empatica diversa rispetto anche a degli attori minori, no? Dei bambini con i quali mi sono dovuta interfacciare, per cui sì, credo che comunque abbia più sensibilità oggi al tema della maternità rispetto a prima. Invece com'è stato il lavoro con Max Giusti? Avete costruito questa strana coppia? No, infatti è una strana coppia, è vero. Con Max all'inizio, io conoscevo Max dalla radio, ero stata diverse volte in radio a promuovere dei miei film e non lo conoscevo come attore, ero incuriosita e Max è un bambino cresciuto fisicamente ma ancora lo stupore, il candore, insomma questa capacità ancora di stupirsi e di essere molto vulnerabile, per cui si è molto destrutturato sul set. Il primo giorno timbrava molto, lui ha questa voce molto forte, mi ricordo che lavorando insieme ci siamo proprio contenuti, abbiamo cercato di dimenticarci che stavamo su questo set. Io tra l'altro avevo già girato un film dove Umberto Carteni, che è il nostro regista, era assistente alla regia di Luca Lucini, e Umberto ha avuto proprio la grande sensibilità, secondo me, di entrare all'interno di questa, con pochissimo tempo, perché abbiamo girato in 4 settimane, per cui con 40 gradi a Roma, era un set abbastanza difficile fisicamente, ma si è creata una magia proprio nel lasciare andare le sovrastrutture e ascoltarsi. Ecco, questo è un film secondo me che è particolarmente carino perché io e Max ci siamo davvero ascoltati mentre eravamo in scena, e spesso l'attore molto preso, molto occupato, non dovrebbe, però come dici la battuta, la memoria, sì, ok, è importante, ma il saper ascoltare l'altro è lì che si crea, al di là di come tu dici, al di là se sei giusto o se fai un errore, però quello che si crea secondo me di magico è la connessione tra due attori. E tra me e Max, che siamo una strana coppia con un vissuto diverso, insomma un percorso artistico diverso, secondo me si è creato qualcosa di magico, un po' come anche l'elemento magico, appunto, faccio così ma non c'era giustamente, vabbè,
l'elemento magico del film che appunto sono queste due candele che sono l'espediente attraverso il quale poi racconteremo appunto tutto lo svilupparsi della sceneggiatura. Che poi nel cast ovviamente ci sono anche altre figurazioni importanti, c'è Maurizio Mattioli, però cioè comunque sul set avete costruito, al di là di quando si scatta, si preme il rec o si fa il chuck, un ambiente, era fondamentale per il bene del film, secondo me. Sì, guarda, io credo di non avere mai girato un film o una serie esattamente come è stata scritta. Per grande gioia o dolore degli sceneggiatori ho un mio animaletto interiore che a un certo punto, quando maneggio una sceneggiatura, riesco a captare proprio come un cane da tartufo gli elementi che secondo me devono essere sviluppati o quelli che sono più importanti per delineare un personaggio, per raccontare una storia in una maniera originale, perché poi l'attore, al di là proprio di quello che tu leggi, secondo me è interpretare, no? È portare la lettura una cosa, ma 20 attori farebbero un ruolo in maniera differente, per cui nello specifico, per esempio, il personaggio di Anna, ho lavorato molto anche sul look, volevo un pochino assomigliare a Sally Hawkins in Paddington, quando ha questa fascia un po' retro, dice molte parolacce, non c'era nella sceneggiatura, per cui ho lavorato, tendo sempre a prendere un copione, poi a lavorare, estrapolare delle cose e lavorare in maniera creativa. Invece sono passati 25 anni dai primi film, tra il 1997 e il 98. Quanti? Con 25. È soltanto un numero, non Pieraccioni. L'ho realizzato adesso, qui da te. Sì. Ma ti volevo chiedere se oggi per te è più semplice recitare. Sì. Ho letto un'intervista bellissima l'altro giorno di Cillian Murphy, che diceva che lavorando con questo regista, non mi ricordo di quale regista stesse parlando, dice un attore è al suo picco dopo 30 anni di lavoro. Ed è un'affermazione che forse qualche anno fa non avrei condiviso, invece credo che ci vuole uno spaccato di vita, ci vuole una maturazione, anche un capire il tuo strumento come attore, perché ognuno è diverso, no? Siamo tutti strumenti musicali declinati in maniera differente, capire come tu riesci a dare il meglio, o come tu riesci a stare in scena, o come tu riesci a dimenticarti di tutto il resto e essere presente nel qui e ora. È un qualche cosa che sembra una banalità assurda farla, ma invece è estremamente difficile. Secondo me arriva questo dopo anni di esperienza. Sì, ma di vita, ma anche di set, che tu hai l'azione, non hai l'ansia, oddio adesso devo performare. Ti passa quest'ansia del performare, hai già fatto tanto nella carriera, per cui hai questa libertà di essere anche, di sbagliare, e di sapere che se sbagli per un attore non è un dramma, per cui credo di sì. Forse io guardo Ferdinando e Carolina, mi è capitato di rivedere Ferdinando e Carolina, che è stato il primo film che ho fatto con Lina Wertmüller, ero molto piccola e sono inorridita a vedermi recitare, dico oddio, ma invece mi dico ma guarda, era meraviglioso, ero molto acerba. In effetti io sto in scena non capendo bene che cosa stessi facendo, che è anche qualcosa di interessante. Oggi col senno del poi vedo tutta una serie di cose che insomma che probabilmente non avrei fatto, per cui per me oggi dopo 25 anni si lavora meglio, però anche il talento e la naturalezza. Se tu guardi il film di Garrone, l'attore meraviglioso oggi che è il protagonista di Io Capitano, non è un attore ed è strepitoso, per cui sai, secondo me non ci sono luoghi comuni, però la vocazione si vede un po' subito, sì, magari. io credo nel talento, Esatto. io non credo che tutti abbiano talento, credo che il talento sia una cosa che esiste in diversi settori e non basta, bisogna avere la testa, la perseveranza, la fortuna di poter, però il talento secondo me esiste, però va alimentato quotidianamente, altrimenti, come dice Sorrentino, viene offuscato da quelle che sono le distrazioni quotidiane. Assolutamente, come uno strumento, anche lì lo strumento, tu puoi avere un talento musicale, ma se non ti metti a fare i solfeggi, il tennis, Federer era un grande tennista, ma se non si fosse allenato tutta la vita non sarebbe diventato tale, però diciamo che io credo che ci sia una predisposizione a fare questo mestiere. Deve essere, sì. E invece tu hai lavorato anche con tantissimi registi, da Pieraccioni dicevi poco fa, anche la Wertmüller, Verdone, Vanzina. Da chi hai imparato di più? Lina Wertmüller. Lina Wertmüller è stata per me una grandissima maestra, io le devo, a parte l'inizio mio nell'ambiente del cinema, perché mi diede il ruolo da protagonista, ero molto piccola e dal niente, proprio mi prese tra 300 ragazzi dicendo quella, e io mi ricordo andai a ringraziarla, mi disse smettila di ringraziarmi, tu c'hai talento, non è merito mio. Lina era tostissima, è stato un rapporto molto intenso con Lina, ho debuttato a teatro con lei, ho fatto un altro film che era Mannaggia la miseria,
E Lina era un genio, Lina era una visionaria, non era un talento, parliamo secondo me proprio di genialità. Lei aveva una visione, ha creato un mondo che non esisteva, il mondo suo del grottesco, ma con una sua sensualità particolare. Ha lanciato degli attori eccezionali come Giancarlo Giannini e Mariangela Melato. Era una donna spietata, quando eri sul set esisteva solo quello. Io ho tantissimi aneddoti su Lina, però posso dire indubbiamente che è stata la mia grande maestra, che mi manca moltissimo. E invece adesso, oggi, tu che spettatrice sei? Cioè, chi ammiri anche, se vogliamo, dalle attrici di Hollywood o anche italiane? Guarda, ci sono tanti attori che mi piacciono e ci sono attori che mi piacciono di più in alcune cose, meno in altre, per cui non è che un attore bravo, cioè è molto difficile trovare Meryl Streep che è brava in tutto, per cui ci sono attori che magari riescono di più in un ruolo piuttosto che in un altro. Amo molto, abbiamo parlato prima di Cillian Murphy, trovo che sia eccezionale. Olivia Colman mi piace moltissimo, mi piace il carisma, la sensualità di Matilda De Angelis. Paola Cortellesi è un grandissimo talento. Io credo che ce ne sia tanto di talento. Il problema è che se non c'è un contenitore per poterlo farlo sbocciare, se non c'è un mercato abbastanza florido a livello proprio di scrittura e di produzione, e poi rischiamo di fare sempre lo stesso film con un titolo diverso, ma uno schema che cerca di essere lo stesso per ripetere un successo. Io sono una fan dei grandi film, insomma, ancora in bianco e nero, mi piacciono i film dei telefoni bianchi, ho nostalgia. Vedevo l'altro giorno, stavo facendo vedere Indagine al di sopra di ogni sospetto a mio marito, Jean-Marie Volonté, però ieri per esempio guardavo Elf Me e guardavo Santa Maria, che è bravissima in quel film, l'ho trovato eccezionale. Claudio fa un personaggio grande, fa un personaggio teatrale, per cui non c'è, diciamo. Io di mio ho un debole per Seymour Hoffman. Quello è sempre stato un attore per me. Io ho avuto la fortuna di parlare con lui la sera prima che vincesse l'Oscar per Truman Capote. Eravamo a Los Angeles e lui aveva le ciocce, mi ricordo l'infradito. Abbiamo chiacchierato tutta la sera e mi raccontava della sua, ha fatto molto teatro anche a New York, e mi ricordo una persona molto normale, molto con un talento. Il dubbio delle scene tra lui e Meryl Streep trovo che siano tra le scene più meravigliose proprio a livello attoriale, proprio la partita di tennis, l'ascolto di cui parlavamo prima. Ecco, come Philip Seymour Hoffman è un po' la mia fissa. Quello, diciamo, lo guardi, sì. L'hai guardato con particolare sempre attenzione. Senti, questo invece è stato un anno molto importante per il cinema italiano, al di là, diciamo, dei luoghi comuni e della retorica. Tu che spiegazioni ti sei data del fenomeno? Poco fa parlavi di mercato, di Paola Cortellesi. Io non l'ho ancora visto il film di Paola, tra l'altro. Oltre. Non l'ho ancora visto, per cui non posso, mi sono ripromessa di andare adesso. Io ho un bambino piccolo, per cui non vado praticamente, guardo poi il film se mi arrivano a casa, però voglio andarla a vedere il film di Paola, per cui non ti posso, ti vorrei rispondere quando l'ho visto il film. Non mi sento di dare una risposta. Però comunque c'è una ripresa del cinema italiano ora, senza finalmente, credo che forse ci siamo stufati di cercare, sì, c'è voglia di fare anche dei film differenti, dei film di genere, dei film che non seguono appunto uno schema preciso, che è solamente la voglia non credo che si possa partire. Mi ricordo una frase della Vermeuler, mi diceva: noi ci divertivamo tanto, voi non vi divertite più. Noi i nostri film, per Pasqualino Sette Bellezze è nato sedendoci a cena con gli amici, i benvenuti, lavoravano tutti in un gruppo e divertendosi scrivevano i film. C'era ancora questo spirito proprio di gruppo, di collettivo insieme, mentre invece credo che abbiamo sofferto un po' di un certo individualismo. E forse adesso ci stiamo riconoscendo in quanto comunità anche di cinema, stiamo cercando di creare dei gruppi di lavoro, sceneggiatori che lavorano con attori che fanno finalmente la regia, come giusto che sia. Trovo che sia un'evoluzione anche fisiologica, che un attore, dopo che fa l'attore per 20-25 anni, se ha qualcosa da raccontare, se ha voglia, sia giusto che si sperimenti. Questa cosa oltreoceano negli Stati Uniti è molto naturale, nel senso non c'è questo pregiudizio che un attore deve rimanere tale tutta la vita. Io sto scrivendo la mia prima serie televisiva quest'anno insieme a 3 sceneggiatrici donne, stiamo scrivendo da 2 anni, per cui sono nel team di scrittura e di produzione, ed è un qualche cosa che è stato difficile all'inizio farlo capire. Dice: ma come la possiamo scrivere una cosa, perché no? Mi è venuta una bella idea, perché non raccontarla? Perché non avere questo modo? Stessa cosa per Paola, ha avuto un'idea, ha scritto il suo film, Micaela Ramazzotti, finalmente anche le donne cominciano, Giulia Steigerwald, cioè c'è tutta una parte di cinema secondo me al femminile che comincia a esprimersi al di là dell'etichetta che fai l'attore, quello sei, che è una roba.
È una tendenza che in Italia stiamo vedendo sempre più spesso, anche con Michele Riondino che ha fatto il film su come no. Palazzo Sto lavorando Alaf. con Michele adesso, stiamo lavorando su Monte Cristo con la regia di Bill August, premio Oscar per Pelle la conquista del mondo, che è un regista molto bergmaniano, molto nordico, e c'è Michele con me. Sì, sì, è una tendenza che in Italia si sta, per fortuna, perché poi ovviamente ne gode il mercato, Sì. banalmente. Si dà voce anche a tante figure che si conosce maggiormente per le doti attoriali e non. Senti, volevo chiederti, noi facciamo spesso dei giochi qua con Hotcorn, domattina ti chiama un regista, dice ti voglio nel prossimo film, chi vorresti che fosse? A livello proprio di talento, io vabbè, sono sempre stata una fan sfegatata di Woody Allen, con ovviamente la situazione controversa che c'è ora. A livello puramente artistico, professionale, trovo sia un genio del Novecento a livello proprio autoriale, per cui lui mi piace molto Wes Anderson, un regista che mi piace moltissimo, e Garrone, un regista che trovo, anche Paolo Virzi, è un regista che mi piace moltissimo in Italia. Bene, e invece il tuo film del cuore è sempre Amadeus? Ne ho tanti, c'è anche Dracula di Coppola, perché vabbè, io ho avuto la fortuna di lavorare con Gary Oldman quando ero più piccolina e trovo che la sua interpretazione sia magistrale in Dracula, però ci sono tantissimi film, L'oro di Napoli di De Sica, ho fatto vedere a mio marito recentemente La dolce vita che non riguardavo da anni, quello di Fellini. Sì. No, e ci sono tanti, adesso sono anche molto attratta da tutto ciò che ha a che fare con tipo Coraline, che era un cartone, credo che fosse prodotto da Tim Burton, che era meraviglioso. Mi piacciono molto le cose inquietanti, dovrei farmi 2 domande e darmi qualche risposta, perché tutte le cose molto un po' inquietanti, un po' nere mi piacciono molto. Mi piace, ecco, un film che ho amato, natalizio per esempio, visto che siamo sotto Natale, è Christmas Carol con Jim Carrey, che trovo fosse un film, secondo me, sottovalutato. È un film non per bambini, però una regia meravigliosa, con degli attori pazzeschi, Robert Wright Penn e Colin Firth, insomma, quello è un film natalizio meraviglioso, insomma. Amadeus viene nel cuore, però, quello sai, guarda, rimane il mio film. I film che amiamo rispecchiano spesso anche il periodo che stiamo vivendo, cioè ci sono quelli ovviamente che uno porta, no, nel cuore e che Sì. ricorda sempre, però Big Fish è un film che io quando lo guardo piango, anche perché sto scrivendo un film su mio padre con Anna Pavignano, per cui stiamo scrivendo un trattamento adesso molto avanzato, stiamo scrivendo la sceneggiatura. È un film che ha un po' il tema di Big Fish, cioè che ognuno di noi non conosce fino in fondo davvero i suoi genitori. Cosa decidi di tenere poi quando un genitore muore? La memoria, no? L'argomento, proprio il tema della memoria, quello che vuoi salvare, quello che vuoi ricordare, quello che alla fine vuoi tenere con te e quello che invece devi saper lasciare andare. E Big Fish, quello per me è un film, è il mio in assoluto film preferito di Tim Burton. Io non amo tantissimo lui, ma quel film l'ho trovato un capolavoro assoluto. Senti, per concludere, Gabriella, nel 2001, se non erro, hai girato con Apolloni La verità vi prego sull'amore. Sì. Che ricordi ne hai? Ricordo che avevo girato con Favino che era giovanissimo, avevo sentito una mia intervista e avevo un accento romanesco, ma non so perché io poi non sono di Roma, e si vede che avevo preso sto vizio a scimmiottare un po' i miei colleghi perché ero piccolissima, per cui mi sentivo probabilmente importante, no? E mi ricordo che eravamo un gruppo di lavoro molto affiatato, era nata come testo teatrale. Io avevo debuttato a teatro con Apolloni, anzi prima ancora di Lina, in questo spettacolo che si chiamava appunto La verità vi prego sull'amore. È stato un film secondo me che ha anche lì un pochino sottovalutato, perché se riandassi in scena oggi, in onda oggi, sì vabbè, rifaccio, se il film riuscisse oggi credo che sarebbe un film molto più attuale, con una sceneggiatura un po' a girotondo molto interessante, un gruppo di attori, appunto c'era Pierfrancesco agli inizi, è stato proprio uno dei primi film che ho fatto a Roma quando ancora ero ancora stupita, non conoscevo questa città, non conoscevo nessuno. Adesso non sei più stupita? No, quest'anno tra l'altro ho avuto la fortuna, appena sono tornata dagli Stati Uniti, io quest'anno ho girato questa serie che si chiama Those About to Die, che è una serie che andrà in onda su Peacock, America e Amazon Prime nel mondo, di cui faccio parte dei protagonisti insieme a Anthony Hopkins. È una scena sull'antica Roma con la regia di Roland Emmerich.
tutta girata a Roma, per cui io sono tornata dagli Stati Uniti dicendo oddio lascio Los Angeles, magari faccio un errore perché a livello proprio suo di mercato è un mercato più grosso là, però non mi piaceva vivere negli Stati Uniti, volevo crescere mio figlio in questo paese, però Roma mi ha proprio, ogni volta che torno in questa città meravigliosa dove io mi sento di appartenere mi accoglie, sempre con un regalo meraviglioso. La prima volta è stata l'incontro con la Vermeuler e quest'anno l'incontro con Hopkins che è stato insomma... Ecco, tornando agli attori, Sì, quel che resta del esatto. giorno, The Remains of the Day, uno dei film più meravigliosi, con la sua interpretazione secondo me più strepitosa di sempre. Per cui Roma è una città che mi accoglie e sono felicissima di essere tornata qui. Grazie mille Gabriele. Grazie a te. La seconda chance andrà in onda il 29 dicembre alle 21:25 su Rai 1 e Rai Play. Vi aspettiamo in tantissimi. Buone vacanze.